il solito governo, il gioco delle tre carte, raccontano una cosa, la realtà è clamorosamente un'altra. Ci stanno raccontando come un pesce d'aprile che dal 1° di aprile non c'è più lo stato di emergenza, quindi siamo tutti quanti liberi. In realtà, se poi andiamo a analizzare effettivamente quali sono le restrizioni, tantissime restrizioni sono rimaste uguali. Ci sono situazioni anacronistiche, illogiche, che continuano a perdurare nel tempo e a limitare la libertà oggettiva e costituzionalmente prevista da parte dei cittadini italiani. È un governo che continua a fare acqua da tutte quante le parti, anzi bombe, perché sta anche esportando bombe, e abbiamo un Presidente del Consiglio che è costantemente dove va, quando ha il coraggio di scendere in strada è contestato, però evidentemente nessuno ha il coraggio di buttarlo giù. Sembra abbastanza anacronistico e ridicolo come si sta comportando il Movimento 5 Stelle, che dice non vogliamo mandare armi, però voglio vedere se effettivamente voteranno la sfiducia, se effettivamente il partito che teoricamente ha la maggioranza di parlamentari dovesse votare contro, voglio vedere cosa succede. Ma sono pronto a fare una scommessa, siamo su base nazionale e anche se le scommesse non voglio farle, diciamo che 1 centesimo con ogni persona lo scommetto che i 5 Stelle non faranno assolutamente niente e il governo andrà avanti, perché tanto la carega è bellissima, porta skei. Poi del resto settembre dicono che è il mese importante perché per prendere la rendita, la pensione per Sì, figurati se rischiano di mettere a repentaglio gli emolumenti che noi italiani gli stiamo pagando. Purtroppo lo dico tutte le volte, sembra un menagramo, l'Italia è un paese fallito, è tenuto su con artifizi e raggiri, e se un avvocato mi stesse ascoltando sa perfettamente che artifizi e raggiri vogliono dire truffe. L'Italia è tenuta su con una truffa giuridica, una truffa economica, probabilmente l'Italia non fallirà mai sulla carta, ma tecnicamente è già un paese fallito. Quindi stiamo a vedere cosa succede da qui ai prossimi giorni, però se andiamo a analizzare, e tornando al discorso dello stato di emergenza, se andiamo a analizzare i dati di fatto oggettivi e andiamo a verificare quelle che sono le costrizioni e le restrizioni che ci sono a tutt'oggi e che perdureranno ancora, vediamo che alla fine delle fiere rasentiamo il ridicolo. Se fosse una trasmissione diversa sarebbe scherzi a parte, ma gli scherzi sono brutti e a parte gli scherzi non va bene così. Qui direi che, permettimi la battuta Roberto, c'è poco da scherzare. Assolutamente. Però io ho una sorpresa per te. Prego la regia di mandare in onda la foto. Abbiamo una sola foto per te Roberto, la voglio dedicare perché qua ecco ci sono istruzioni per l'uso. Quindi alla fine questa è esattamente la classica cosa dalla quale si evince l'assurdità dello Stato. Ristoranti e bar al chiuso avranno bisogno del Green Pass di base, ok? Per i turisti stranieri non servirà assolutamente niente. Avete presente le barzellette? Che un crucco, un americano e un italiano, no? Sì. Ora, tu prendi il crucco e l'americano, entrano nel ristorante tranquillo, sanno che devono pagare. Ah, c'è anche un ucraino, spero mi ero dimenticato. L'ucraino entra nel ristorante e sa che probabilmente avrà 300 euro di diaria mensile il maggiorenne, 150 il minorenne, avrà i biglietti gratis per poter viaggiare nei mezzi pubblici e oltre a questo probabilmente se è anche un medico avrà il lavoro assicurato dalla settimana prossima. Quindi l'americano e il tedesco entrano al ristorante senza Green Pass e sanno che pagheranno. L'ucraino, con tutto quanto quello che può esserci dietro, sa che entra perché avrà di che pagare e probabilmente non sarà neanche vaccinato perché in Ucraina c'era un tasso di vaccinazione pari allo 0,16%, quindi stiamo parlando del nulla cosmico, mentre magari c'è l'italiano che è un povero sfigato, che ha deciso in piena libertà di non sierarsi, entrerà al ristorante per chiedere magari la carità, perché magari è da 2 o 3 mesi che è sospeso dal lavoro, non ha di che portare a casa un piatto di minestra e magari il ristoratore lo taccerà di essere un untore e lo manderà fuori dalle scatole. Quindi questa è l'Italia.